Quando pensiamo agli aceri giapponesi ci vengono in mente soprattutto gli aceri giapponesi rossi. Ma sapete che i verdi cambiano dal tronco alla foglia, al seme, dalla primavera all'autunno? Lo scopriremo insieme proprio oggi. Quando Carlo Giuseppe Sigurtà acquistò questa parte di giardino c'erano pochi esemplari di aceri giapponesi. L'acero giapponese è una pianta che spesso troviamo come decorazione, tantissimi giardini moderni hanno una o due piantine di acero. Qui in questo pezzamento di terra che lo acquistò non ce n'erano tantissimi, ma nel corso del tempo e degli anni la collezione aumentò fino ad arrivare adesso al numero attuale di all'incirca 300 piante di acero giapponese. L'acero giapponese è una pianta che non cresce molto alta, 4-5 metri, è una pianta che non ha bisogno di molto, ma è una pianta che rende tantissimo e estremamente decorativa. Arriva dal Giappone e la maggior parte dei nomi sono proprio nomi giapponesi, e nel giardino ci sono più zone dedicate agli aceri giapponesi, al di là del fatto che, come magari tanti di voi hanno in mente, sono sistemati come se fossero vere e proprie aiuole, dove un acero esalta l'altro per altezza, per forma e per colore. Ma posti specifici ce ne sono più di uno. Siamo infatti all'ingresso, vicino all'ingresso del giardino, e qui siamo nella zona dei veroni dei vecchi aceri. Siamo nella zona dei Veroni di Vecchio Sasso, è una zona all'ingresso del parco Giardino Sigurtà, e troviamo aceri giapponesi rossi sistemati in questa sorta di terrazzamenti di ciotoli rotondeggianti. Questo sempre per mettere in risalto il fatto della loro orientaleggiante varietà. È una pianta che arriva comunque dal Giappone e ha bisogno di un contesto un po' particolare. Spesso li troviamo vicino ai laghetti, li troviamo appunto sistemati come se fossero dei trofei esaltati da questi terrazzamenti. E è una delle zone più antiche del giardino, e anche questi terrazzamenti sono stati proprio voluti da Carlo Giuseppe Sigurtà. Ne abbiamo tanti, sono per la maggior parte rossi e qui rimangono di una dimensione abbastanza contenuta, non più alti di 3 metri. Siamo in un giardino zen? No, siamo sempre a Parco Giardino Sigurtà, in particolare vicino ai laghetti fioriti del grande tappeto erboso, dove, se ben ci pensate, c'è una splendida macchia di aceri giapponesi, di altezze e di varietà assolutamente diverse una dall'altra. Si esaltano uno con l'altro proprio grazie alle foglie cangianti oppure ai toni accesi come i Fire Glow, che sono i rossi che sono alle mie spalle, degli aceri rossi veramente intensi. L'acero giapponese ha bisogno di poco, e va comunque molto abbeverato, va irrigato spesso, e questo nostro clima lacustre fa molto bene all'acero perché l'umidità, il clima diciamo non troppo secco, e soffre molto d'estate, soffre soprattutto la foglia, che è la caratteristica principale dell'acero. Una foglia delicata, una foglia che sembra fatta di carta di riso, quasi di seta. D'estate rischia proprio di accartocciarsi per il sole. Ma non temete, perché l'acero è una pianta veramente durevole e resistente, per cui non viene attaccata dal caldo sicuramente la radice, ma la foglia che riprende e ricaccia appena arriva un po' di fresco. Quindi questa stagione e la collocazione dell'acero vicino all'acqua, dove si può specchiare, dove si possono vedere i riflessi di luce, è sicuramente molto molto affascinante.
Che meraviglia! Sono decorativi anche i piccoli semi dell'acero. L'acero in generale, al di là dell'acero giapponese, ha questi semi che sembrano una piccola elichetta. E forse magari ci avete giocato, non tanto coi semi molto delicati e preziosi degli aceri giapponesi, ma l'acero campestre, che è una qualità più rustica di acero, è un albero, non è certo un arbusto, ma ha questi semi che, fatti roteare, girano e sembrano quasi l'elica di un elicottero. È un modo per far arrivare i semi lontani dalla pianta madre, e quindi il vento fa la sua bella parte, ma diventa un gioco davvero molto molto simpatico durante l'autunno da fare anche insieme ai bambini. Provateci!